Siamo col coach Matteo Farina per commentare questa sconfitta giunta al termine della partita dopo una vostra buona prestazione, un buon primo tempo. Con la zona avevate messo veramente in difficoltà Scandiano, poi alla fine avete preso un gol, forse diciamo meritavate qualcosina in più. Io credo che sì, meritavamo qualcosa in più sicuramente. I ragazzi stasera hanno fatto un buonissimo primo tempo e hanno dimostrato che se la squadra sta concentrata per i 50 minuti è una squadra che può davvero fare bene. Il problema è che siamo sempre calati mentalmente sulla gestione nei momenti decisivi della partita e purtroppo abbiamo preso un gol che nell'hockey può capitarci. Lavorare soprattutto dal punto di vista mentale per chiudere il girone d'andata, un girone d'andata che vede un po' in basso, il playoff danno la possibilità di rientrare. Ricordiamo anche la scorsa stagione dove le avete vinte praticamente tutte dopo un'inversione di marcia, è quello che bisogna lavorare un po' sulla testa. No, sicuramente noi non ci tiriamo indietro dal lavorare e i ragazzi lo stanno dimostrando. L'inversione di marcia secondo me è dietro l'angolo, ma bisogna prenderla. Bocca al lupo e spero presto per voi. Anche io lo spero vivamente. Grazie.